Buongiorno amici di Valdo TV e benvenuti a Miliesti Segusino. Oggi è una giornata speciale perché c'è l'andare e tornare dal DOC, una corsa non competitiva in montagna alla scoperta dell'estate e della natura. Diego, raccontaci come si svolgerà questa bellissima gara. La partenza sarà data alle 9:30 per la passeggiata che è sui 7 o sui 13 km e la gara un po' più competitiva che è sui 13 km. Dopo a seguire ci sarà la gara dei bambini sui 3 km che partiranno un quarto d'ora dopo, quelli fanno classifica a parte. Il percorso per i grandi si svolge su 13 km di cui 6,5 di salita con circa 600 metri di dislivello, che ci porta al Monte Doc, dove c'è una visibilità a 180 gradi sia sulle montagne del Feltrino che sulla pianura. La discesa è un po' impegnativa, però è sui prati, e poi l'arrivo è molto facile perché è circa 2 km di piano. Novità per questa 10ª edizione? Diciamo che novità, ogni anno c'è sempre qualcosa di nuovo, però il percorso rimane invariato anche perché ormai è sperimentato, quindi non abbiamo fatto nessuna novità. Tutto quello che abbiamo fatto è per le premiazioni. Alla fine ci sarà un po' più di movimento perché abbiamo anche previsto un gruppo che suona mentre c'è il pranzo. Come ci si prepara per questa gara di solito? Con tanta buona voglia di andare a correre e dopo il resto si fa il giorno della gara. Da dove vieni? Da Valdobbiadene, io sono del Segusino però. Che percorso farai? A 13. E che cosa ti piace di questa gara? Tutto l'ambiente a casa mia, perché io sono del Segusino, un bellissimo percorso, salita e discesa come piace a me, bellissima. Faccio la 13, sì, 13. Insomma, diciamo che qua i chilometri non contano, qua è andare e tornare dal DOC, appunto. Qua diciamo se è un sentimento innanzitutto, e poi i paesaggi sono stupendi, arrivi in cima al DOC e vedi il Pelmo anche, cioè è una cosa spettacolare. Ciao, da dove vieni? Da Nervesa adesso, sì, la gente che è qua del posto che è molto cordiale. La gara di casa è bello, i posti sono belli, il circuito è bello tutto. Per Segusino questa è una cosa importante perché effettivamente è una delle manifestazioni dove riesce comunque a portare molta gente da fuori qua in questo luogo che è Milies. Gente anche da molto lontano. Sì, la regione del Veneto penso sia tutta quanta rappresentata qua, anche oltre. 10ª edizione, la macchina è ben rodata, i volontari ci sono, danno una mano e sono l'essenziale proprio di questa corsa, insomma, manifestazione. Giornata bella, sono 6 mesi che lavoriamo sodo, il percorso, i sponsor da ringraziare innanzitutto perché se non ci sono loro poca roba facciamo. Comunque l'importante è che la gente poi si diverta e ritorni poi a Milies anche in altre occasioni, insomma. Auguriamo a tutti una buona partecipazione, insomma. Ciao, come vi chiamate? Veronica. Simone. Pronti per la gara? Sì. Com'è qua l'organizzazione? Benissimo, funziona bene, tanta gente, speriamo che la giornata tenga e a posto. Iscrizione di chi si è iscritto online, chi ha fatto la preiscrizione online, quindi aspettiamo tutti. Eccoci qui con un membro della Proloco. Allora, com'è organizzare una gara di questo genere? Beh, bello, molto bello, e ogni anno ci sono sempre più persone, il paesaggio è magnifico, quindi le persone quando vengono la prima volta poi tornano proprio perché è un paesaggio molto rilassante, molto... fa bene venire a questa gara, ecco, fa bene, ecco, si nota dalle persone, da come arrivano. La Proloco di Segusino sta facendo grandi cose ultimamente. Cosa vuol dire il volontariato nella Proloco per organizzare questi eventi e spendere il proprio tempo per organizzare questi eventi? Il volontariato è fondamentale per tutte le associazioni del paese, la Proloco è una, ma fortunatamente ne abbiamo tante. E niente, ci vuole tanta passione e voglia di promuovere il nostro territorio. Fortunatamente siamo in tanti che crediamo a questa gara e alle varie manifestazioni del paese e tutti insieme si dà un ottimo risultato. Siamo qui con Alex, speaker ufficiale della corsa. Raccontaci un po' come sarà questa gara. Ma sarà una gara come sempre di grandissima qualità, anche tecnica. Sostanzialmente però
quello che è il monito e l'obiettivo degli organizzatori è quello di promuovere questo territorio che ha tantissimo da dare attraverso peraltro un percorso tecnico che molti atleti anche di avanguardia apprezzano tantissimo, soprattutto per la fase di discesa finale che è tutta molto corribile. Parlaci della passione per la corsa e per la corsa in montagna in particolare. Ma guarda, per quanto riguarda me, credo di essere una delle persone adatte proprio anche a descriverla. Io ho corso moltissimo per una quindicina d'anni, un po' tutto, dopodiché qualche problema fisico mi ha un po' rallentato e appesantito naturalmente. Devo dire che a mio avviso il corridore è proprio quello che non molla mai, nel senso che la corsa è uno sport alla quale ti appassioni e non ti passerà mai questa passione. Ti alzi volentieri alle 5 del mattino, per esempio qua, per partire dalla laguna ed arrivare in un posto perché ti ci porta proprio il cuore. Correre sostanzialmente non deve mai essere contro il cronometro, deve essere sostanzialmente una soddisfazione per se stessi e per migliorare la propria salute fisica. Alessandro, sei uno degli organizzatori della gara, che cosa ci racconti? Quest'anno sono ritornato dopo un anno di stop per un infortunio. Io comunque sono stato anche agonista e l'anno scorso sono mancato per un intervento al piede. Fa piacere comunque sempre essere presenti a dare una mano con i ragazzi. Negli anni l'edizione si è sempre ingrandita e bene, vedo che oggi un po' in ritardo, ma stanno salendo numerosi. È la prima volta che partecipi a questa gara? Sì. Come sei venuta a conoscenza? Facebook, amici e il Grand Raid. Cosa ti appassiona della corsa? La montagna, il verde, il profumo, la fatica, il sudore, la discesa. È la prima volta che fate questa gara? Sì, la prima, io sì, loro l'hanno già fatta, quindi mi hanno detto è molto bella, vale la pena andare. Okay, perché vale la pena? Perché è bella, si arriva in cima e c'è un buon panorama. Vedo che ci sono anche degli amici animali. Certo. Corrono anche loro? Passeggiata, giustamente. Cerchiamo di conciliare un po' la passione del camminare e anche accontentare loro, insomma, per fare una giornata un po' assieme. Siamo qui anche con dei giovani atleti. Che percorso fai? Quello dei 2 chilometri. Ok, ti sei preparata? Più o meno. Tu che percorso fai? 8 chilometri. Che cosa ti piace di correre in montagna? Roma, la festa della Repubblica Italiana è uno dei simboli patri italiani. L'hai visto qualche animale? Il cerimoniale della manifestazione organizzato a Roma delle capre e dei lama. Tu invece che percorso fai? Io anche i 2 chilometri. Io ho fatto anche il campione italiano. Sì. Però era i 42 chilometri. Se si può chiedere, quanti anni ha? 73. Wow, davvero tutte le età oggi. Allora siamo pronti? Carichi? Prontissimi e carichi. Sempre. Tantissimo. Sì, siamo pronti. Abbastanza, ma saremo di più quando saremo in salita sicuramente. Sì, speriamo pronti. Pronto per la corsa? Pronto, speriamo di fare una bella gara. Prontissimo, sì, certo. Abbastanza pronti. Sì, dai. Prontissimi, siamo prontissimi. Siete un gruppo? Sì, Cantina La Paia. E allora io approfitterei. Esattamente da dove? Da Feltre. Montello Randers. Come siete venuti a conoscenza di questa gara? Beh, è una gara famosa perché è una delle più belle che c'è in giro. Perché abitiamo qui vicino, perché si corre, perché fa parte comunque di un girone, comunque è un modo per incontrarsi e quindi si viene a fare la gara del North Dock. Cosa vi spaventa di più, la salita o la discesa? Mi spaventa di più è il terzo tempo dopo l'arrivo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, parte la decima, andare a tornare al dopo. Signori e signore, che sia spettacolo, che sia storia, che vi accompagni la forza del vento. Ci vediamo dopo, ciao! 10ª edizione di Andare a tornare dal DOC.
Dolomiti, 10ª edizione dell'Andare e Tornare dal DOC, 2 giugno 2017, Festa della Repubblica Italiana. Eccoci qui, siamo partiti, la direzione è verso il Monte Zogo, troveremo paesaggi bellissimi che abbracciano la pianura fino ad arrivare alle montagne, e per non parlare della bellezza della giornata che abbiamo di fronte e della natura che sta rinascendo con la primavera inoltrata e va verso l'estate, quindi ne vedremo delle belle e andiamo adesso verso Monte Zogo. Qui con i volontari della Croce Bianca. Di solito quali sono le problematiche in queste corse di montagna? Queste corse di montagna? Sbucciature più che altro. Crampi, magari in salita possono avere dei crampi, però niente di serio. Gli atleti che stanno arrivando sulla vetta del Monte Zogo e possono finalmente ammirare il panorama che staglia dalla pianura e dal mare fino alle Dolomiti. Un panorama fantastico, tra l'altro attorniati dai narcisi del Monte Zogo. Ecco i primi giovani atleti che stanno arrivando al traguardo. Hanno fatto il corso più breve e si stanno impegnando per arrivare all'arrivo. Ecco il primo! 266 per la terza posizione, parziale. Ecco qua il primo arrivato dei più giovani atleti. Com'è stato il percorso? È bello. Sei stanco? Un po'. Non sei caduto? No, mai. Bravissimo, bravissimo, complimenti. Siamo qui col secondo e terzo classificato della categoria giovani. Com'è stato il percorso? Molto bello secondo me. Sì. Molto tecnico. Dai, molto corribile. Tu che cosa pensi? Bello il circuito. Però peccato che sia caduto. Ti è fatto male? È un fiantino. Ecco la prima bambina che arriva al traguardo. Com'è andato il percorso? Bene, era un po' duro però. Ti è piaciuto? Sì, bello. Bravissima Rita, brava! Giulia, bravissima! Vieni con me. Bravissima! È bellissimo vedere come le nuove generazioni ci mettono passione in questo sport tra le montagne che fanno da cornice a questo bellissimo paesaggio, e questa passione che mettono questi piccoli bambini dà molta speranza per il futuro, questo è sicuro. Per il team Tornado vince l'edizione dell'Andare e Tornare dal DOC, Mirko Miotto. Medaglia d'argento a Milies, secondo classificato Francesco Baldessari. Nativo di Valdobbiadene, trapiantato a Pieve di Soligo, signori al traguardo, Barichel Ivan Geronazzo. Eccoci qui con il primo classificato, com'è stato il percorso? Ma il percorso bello, lo conoscevo perché l'avevo fatto altre volte. Baldessari fino alla salita ha tirato un ritmo incredibile, poi non so come mai quest'anno le gambe in piana vanno da sole e la differenza l'ho fatta lì. Bene, giornata bella, organizzata bene, adesso ci divertiamo al chiosco. Il percorso è molto bello, tutto corribile. E ho provato la salita ad andare via, ma l'avevo incollato. Battaglia sportiva. E in discesa eravamo lì e sul piano non riuscito a fermarmi. È stata una bella gara, tirata. Ma sapevo che dovevo soffrire in salita perché con questi due fenomeni qua non c'era niente da fare. L'unica carta che potevo giocare era la discesa e dopo salvarmi qua sulla pianura. Comunque bellissimo, giornata stupenda.
si vede entrambi le parti, sia Trevisano che Belluno su in cima, stupendo. Sono cose che ti restano, sì. Bene, complimenti anche all'organizzazione, sempre al top, bravi. Torna alla vittoria e lo fa Milies, signori, la già vice campionessa del mondo di Ultra Sky Race, Silvia Serafini. Con il numero 113 sale sul podio quest'oggi Irene Frizzo. Seconda, signori, è la sci alpinista Laura Bello. Com'è stato il percorso? Beh, il percorso lo conoscevo molto bene, l'anno scorso mi sono persa, ma quest'anno ho studiato bene dove erano le deviazioni, quindi è andata tutto bene. Mi piace moltissimo, poi era una giornata stupenda e quindi è andato tutto bene, sono contenta. Beh, è sempre una grande emozione quando vinci e specialmente in questo periodo che non mi andavano tanto bene le gare, una bella vittoria fa sempre piacere. Percorso bellissimo, duro perché in realtà i primi 6 km è una salita, quindi c'è una risalita e una discesa, però bellissimo, percorso spettacolare, terreno perfetto e tempo perfetto, anche perché sotto Bosso si stava benissimo, bellissimo, tutto organizzato perfetto, percorso segnato benissimo e... Eccellente, eccellente, contentissima anche perché in realtà non vengo da vari infortuni, quindi sto riprendendo ultimamente a coricare, a gareggiare, quindi oggi sono più che contenta, tanto contenta. Eccoci con la terza classificata, com'è stato il percorso? Beh, io lo conoscevo bene perché è diversi anni che ormai faccio questa gara e stamattina, visto la bella giornata, mi sono alzata, insomma mi sentivo bene, ho detto ma dai, torno di nuovo sulle mie montagne e così è stata, sono contenta perché io le gare le faccio in discesa, infatti mi dicevano tutti ma Laura stai male oggi, non hai la tua posizione e invece poi ho detto in discesa di solito è il mio ambiente e così è stato, ho recuperato 2 posizioni e sono arrivata terza. Ecco la classifica dei 2 chilometri dei bambini. Per i grandi, primo Isham Budalia, secondo Riccardo Trevisiol, terzo Manolo Pellizzer. Per le femmine, prima Furlan Anna, seconda Gaia Spagnol, terza Gloria Dalto. Per i medi maschi, primo Daniel Tomè, secondo Francesco Meneghello, terzo Leonardo Foley. Per i medi bambine, prima Martina Filippetto, seconda Sofia Furlan, terza Veronica Mazzocco. Per la categoria piccoli invece, primo Giovanni Bortolin, secondo Adrian Rodriguez Casado, terzo Gabriele Minute. Per le femmine, prima Nicole Bortolin, seconda Chiara Bortolin, terza Vanessa Damin. Non ho sentito l'applauso su! Decima andare a tornare dal dock, ecco la classifica della gara maschile. Il primo classificato con un tempo di 56 minuti e 57 secondi del team Tornado, Mirko Miotto. Con uno scarto di 37 secondi dell'Atletica Trento, il secondo classificato è Francesco Baldessari. Con uno scarto di 1 minuto e 54 secondi del team Tornado, terzo classificato Ivan Geronazzo. Ed ecco la classifica femminile, al primo posto con un tempo di 1 ora 11 minuti e 7 secondi del team Tornado Silvia Serafini, al secondo posto con uno scarto di 1 minuto e 25 secondi del team Sumano Cobras Irene Frizzo, al terzo posto con uno scarto di 4 minuti e 55 secondi della Ski Alpe Valdobbiadene Laura Bello. Allora Diego, un bilancio della gara, quanti iscritti c'erano, ci sono state delle difficoltà, com'è stata la gara? Un bilancio estremamente positivo anche grazie alla bella giornata, gli iscritti in totale intorno a 700, diciamo ragazzi una sessantina,
250 che hanno fatto la gara competitiva e il resto quasi 400 che hanno fatto la passeggiata, divisi tra i 7 e i 13 km. Problemi non ci sono stati, nonostante, anche perché il tempo ha tenuto e il percorso era bello asciutto. Tutti sono abbastanza contenti. Questa è una gara di montagna, quindi sai che devi andare incontro a fare percorsi sentieri, quindi i sentieri non sono semplici da fare, specie in discesa. Uno stimolo quindi per venire anche nelle prossime edizioni. Certo, è questo che andiamo avanti così, ogni anno c'è sempre qualcuno in più che viene, quindi siamo estremamente contenti perché vuol dire che la gara piace l'organizzazione e piace soprattutto il percorso che è splendido. Che si aspetta la pasta asciutta, un bilancio della gara, com'è andata? Una bella gara, bel percorso, prima volta che la facevo, mi sono divertito, bella. Percorso bello, il dog sempre bello, sempre ogni anno veniamo volentieri da Vittorio. Io non ho gareggiato, ho camminato, ma è stato splendido e complimenti per l'organizzazione. Bravi. Benissimo. Ottima organizzazione, complimenti. Bellissimo, l'ho fatto anche l'anno scorso, era bellissimo. Ti è piaciuto? Tanto. E ritornerò anche il prossimo anno. Sei rimasta contenta? Ottimo giro, ottima giornata, ottima compagnia. Il percorso è sempre stupendo e l'organizzazione merita perché si migliora anno dopo anno. Benissimo. Molto bene. Pensate che qualcuno oggi ha scelto questa giornata per fare proprio addio al nubilato e celibato. Ecco qua i futuri sposi. Allora, com'è andata la giornata? Calda ma benissimo, posti bellissimi e è andata benissimo. Bella, dura perché ho le vesciche, oggi non posso lavorare, oggi riposo tutto il giorno, però bello, bellissimo, bella corsa. Eccoci qui con il sindaco di Segusino. Qual è il valore di queste iniziative qui in questo paese? È un'iniziativa importante, è iniziata per caso anni fa, sta proseguendo con buon successo. Ovviamente siamo a cavallo anche delle festività, quindi sicuramente ci sono anche altre parti che attraggono, ma vedo che c'è tanta gente che ha partecipato, che partecipa, quindi la cosa ormai è consolidata. Il mio auspicio è che continui e che Milies si riveli sempre più a vocazione turistica. Andare a tornare dal DOC è finita e adesso c'è il Pasta Party, merito anche dei tanti volontari che hanno collaborato a questa iniziativa. Aprite le porte e passano, aprite le porte e passano i reservi. Decima andare e tornare dal DOC di Miliesi Segusino. Che dire di questa splendida giornata all'insegna dello sport e del divertimento, in questa cornice naturale davvero splendida. Il sole che avevamo prenotato è arrivato, quindi non c'è niente di meglio e quindi vi aspettiamo alla prossima edizione 1.1 ogni 2 giugno Milies Italia. Ciao!